Ritmi serrati, un lavoro intenso. Si viaggia a grandi passi verso l'autonomia chiesta da 2.200.000 veneti. Una chance non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, ricorda il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani. Invito i governatori anche di tutte le regioni di fare delle proposte di autonomia. Perché l'autonomia è proprio concedere appunto la possibilità di lavorare sulle proprie capacità, però è anche una grande sfida, è la sfida di portare la classe politica a essere molto responsabilizzata, perché nel momento in cui si porta il centro di governo, di decisione più vicino al territorio, più il territorio ha la possibilità di verificarne anche i buoni effetti o i cattivi effetti. Autonomia per tutti, per il nord e anche per il meridione. Condivide appieno il Ministro Stefani la lettera aperta scritta dal governatore Zaia ai cittadini del sud. È una lettera aperta in realtà che non è solo rivolta alla gente del sud, ma anche alla classe politica del sud, perché il sud è bellissimo, sarebbe il fiore all'occhiello di tutta l'Italia, una potenzialità enorme che è stata sacrificata da una storia che purtroppo ha impedito per certe volte di avere proprio una valorizzazione. Ma anche vi è una responsabilità della classe politica. Autonomia, potenzialità enorme, ribadisce il Ministro, e la prima intesa sarà ben chiara. Ministro, febbraio è il mese decisivo? Per me è un mese decisivo, per noi tutti abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo fatto i tavoli tecnici, abbiamo fatto i tavoli politici, i confronti, i dibattiti, adesso arriviamo al dunque e a dove ci sarà la possibilità quindi di valutare se alla fine sarà un tipo di autonomia che piace ai governatori o no.